Buonasera, buonasera, ben ritrovati a voi telespettatori di Antena 3 e buon primo maggio. Il telegiornale di Venezia dunque non può che avere il lavoro in primo piano. Da una parte i segnali positivi legati soprattutto alla ripresa del turismo, dall'altra gli oltre 60.000 disoccupati registrati nei primi 3 mesi dell'anno in tutta la provincia. Un bilancio in chiaroscuro, quello sul lavoro a Venezia in questo primo maggio, con la preoccupazione legata al rilancio di Porto Marghera. Primo maggio e Porto Marghera, un binomio indissolubile per la storia del lavoro a Venezia, nella sua provincia e in tutto il Veneto, ed è questa l'area che ancora preoccupa i sindacati che vedono lontano il promesso rilancio grazie alla ZLS, la zona logistica semplificata. Il governo non ha ancora stanziato le risorse e noi vogliamo vedere progetti concreti. Non bastano risorse per la detassazione alle imprese che possono servire, ma servono progetti occupazionali veri. Per questo abbiamo chiesto a Confindustria e agli altri soggetti di costituire un tavolo comune per vedere come la ZLS può essere un vero volano per il rilancio industriale e manifatturiero di Porto Marghera. Un primo maggio che inevitabilmente riporta l'attenzione sul dramma degli incidenti sul lavoro. L'ultima vittima in ordine di tempo Arben Sagliu, 57 anni, morto il 5 aprile per le ustioni riportate mentre saldava nella sua azienda di Campagnalupia. Ma quella del 2023 è la prima festa del lavoro dopo la tragica morte a soli 18 anni, il 16 settembre 2022, di Giuliano De Seta, che stava svolgendo l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Portogruaro. Quello degli infortuni, non solo gli infortuni sul lavoro, gli infortuni in generale e non solo quelli mortali, sono 15.000 le denunce questi primi 3 mesi, cioè il tema degli infortuni è serissimo, non è pensabile, non è accettabile che ancora oggi un lavoratore esca la mattina e non torni più dalla propria famiglia. La nostra provincia ha visto il caso di Giuliano, che era appunto uno studente, non doveva essere in una condizione di lavoro, doveva essere in una condizione di formazione. Per questo noi abbiamo chiesto anche da questo punto di vista al governo interventi radicali su quella che oggi viene comunemente chiamata alternanza lavoro, che invece troppo spesso si trasforma in sfruttamento dei giovani lavoratori. Aziende che restano in difficoltà dopo la pandemia, l'aumento dei costi dell'energia e lo scoppio del conflitto in Ucraina. Non c'è dubbio che sia un momento di difficoltà, però noi abbiamo anche molte aziende che hanno fatto extra profitti, specialmente le grandi aziende, le multinazionali che sono presenti anche nel nostro territorio. Quindi per questo la CGIL nazionale aveva chiesto al governo una scelta più incisiva su questo tema, di recuperare da lì le risorse che servono anche per rilanciare il tessuto produttivo locale. Poi il calo anche dei costi energetici c'è stato in queste settimane, ma non l'abbiamo visto ad esempio sul carrello della spesa, sui beni alimentari, dove i prezzi continuano a salire e le famiglie non riescono ad arrivare alla quarta settimana. A Venezia sono 65.000 i disoccupati registrati nei primi 3 mesi del 2023, disoccupati la cui fotografia è impietosa. Gran parte di questi sono donne, il 25% sono addirittura giovani, quindi una situazione di grande difficoltà occupazionale del nostro territorio, un'occupazione che è in ripresa, ma in ripresa con contratti precari a termine, a tempo determinato e in particolar modo solo in alcuni settori, quello del turismo e dei servizi su tutti. Un lavoro a 1000 facce ma importante e da festeggiare, ecco nei racconti dei cittadini il significato per loro del primo maggio. Il lavoro viene festeggiato in Italia. Secondo lei ha senso la festa del primo maggio? È giusto festeggiare il lavoro? Assolutamente sì, perché non bisogna dare per scontato che il lavoro ci sia per tutti e che sia accessibile a tutti. Lei sta lavorando in questo momento? Sto lavorando. Ci sono stati dei momenti in cui ho avuto delle difficoltà a trovare lavoro, però secondo me con la determinazione e la costanza comunque si riesce in qualche modo. Lei sta lavorando in questo momento? Sì, adesso sono in pausa. Sì, però sto lavorando. Ecco, è un lavoro che la soddisfa pienamente? Mi soddisfa pienamente, sì. Sono molto contenta, quindi sì. Si parla tanto di difficoltà di giovani a trovare un lavoro e di lavoro precario per i giovani. Lei ha vissuto questa difficoltà? No, nel senso, secondo me la cosa principale è aver voglia di lavorare. È una festa che fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione e come sempre insomma, i lavoratori devono avere diritti e doveri. Il primo maggio è la festa simbolo dei diritti dei lavoratori. Si parla molto del lavoro dei giovani, del lavoro precario per i giovani. Lei insomma è una persona giovane, che cosa ne pensa di questo? Allora penso che sicuramente a livello nazionale deve cambiare un pochino il trend, deve far pensare se moltissimi laureati preferiscono andare all'estero per cercare la fortuna e non rimangono qui nel nostro paese. Secondo me questo deve essere il primo
punto dell'agenda di qualsiasi governo che verrà instaurato da qui ai prossimi 15-20 anni. No, festeggio più perché sono in pensione, sì che per me c'è festa tutti i giorni. Però il lavoro resta una cosa molto importante per una persona. Specialmente per i giovani oggi. Magari ce l'hanno al momento, ma non è una cosa un po' che ti dia un po' di sicurezza, secondo come la vedo io dopo. Lei grazie al suo lavoro è riuscita a mantenere la sua famiglia, andare in pensione, erano anni diversi. Ben quello sì. Dice anche la difficoltà per una donna tante volte di conciliare le esigenze di famiglia. Certo. Bisognerebbe che, ma non lo so, poi c'è anche la donna più esigente adesso di una volta. Però è anche difficile conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Certo, di sicuro. Lei per questo ha sacrificato alla fine la sua professione? Sì, non ho più lavorato. Guardando indietro lo rifarebbe? Beh, sì, io ho avuto soddisfazioni a accudire i miei. Quindi è giusto non lavorare il 1° maggio? Sì, perfetto, 100% giusto per non lavorare. Tutti devi stare a casa, fermo, devi dare compagnia alla sua famiglia, cosa vuole. Lei che lavoro fa, se posso chiedere? Io lavoro a Fincantieri, in Marghera. È un lavoro stabile? Sì. Lei ha fatto molta strada per venire a trovare lavoro. L'Italia ha dato una risposta alla sua ricerca di lavoro? Sì, certo. Io ho trovato bene. Da quanti anni è qui? Io sono passato 10 anni qua. 2 imprese sul 3 nel frattempo nel settore dell'edilizia sono alle prese con importanti problemi di liquidità perché hanno i cassetti fiscali pieni di crediti incagliati ma nessuna risorsa disponibile. L'allarme della categoria. Ci auguriamo che non si verifichi, come temiamo, situazioni per cui le imprese e i cittadini, trovandosi con l'acqua alla gola, ricorrono ai mercati cosiddetti alternativi e quindi possono incorrere in fenomeni criminali come usura o simili, aggravando ulteriormente il problema. C'è lo spettro dell'usura a preoccupare gli artigiani del Milanese dopo che si è concluso l'iter con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del governo che di fatto ha frenato il bonus 110% senza però dare una soluzione al problema dei crediti incagliati, un sistema che è stato a lungo volano per il settore dell'edilizia. Nel Milanese l'edilizia vede impegnate 1840 imprese, delle quali per il 72% artigiane con circa 4.644 addetti. Stimiamo che nel territorio del Milanese circa 2 imprese su 3 coinvolte nella filiera delle costruzioni sono coinvolte con questo tipo di situazioni, cioè sofferenze legate in maniera diretta o indiretta al problema legato ai cosiddetti crediti incagliati. Questo, ripetiamo, è un problema che continua a non essere affrontato con le dovute misure, con la dovuta velocità. È partita un'azione informativa nel territorio. Abbiamo già avuto modo di incontrare il sindaco del comune di Milano e ci auguriamo a breve di riuscire a parlare anche con gli altri cittadini, i primi cittadini del territorio, per quanto riguarda azioni di sensibilizzazione proprio sul tema. È un tema su cui occorrerà prestare attenzione e per il quale da Roma continuano a non arrivare soluzioni soddisfacenti. A Mestre adesso per parlare di un progetto di un nuovo parcheggio ecosostenibile all'ultima fermata del tram direzione Venezia. Eliminare il verde pubblico al posto del quale verrebbe costruito un parcheggio. Questa è la voce decisamente fuori dal coro di un notissimo artigiano del viale San Marco che si sta battendo per avere dei posti auto proprio all'ultima fermata del tram direzione Venezia. La richiesta già inoltrata all'Ufficio Mobilità e Viabilità del Comune, che la sta valutando di concerto con la Sovrintendenza, considerato il vincolo ambientale e paesaggistico presente nel fiorito polmone verde di quest'angolo della città, ad oggi sopravvissuto a disboscamenti selvaggi sacrificali per dare posto ad auto e motorini. Sacrificare verde, se questo quasi è verde, questo è tutto un casino, che si è sporco, che si è unto, che si è pantegane, che si è sorgi. Però al di là di questo non importa.
Vincolo paesaggistico della sovrintendenza che potrebbe essere superato e arginato pensando a un parcheggio fatto non di cemento, bensì di ghiaino, ovvero lo stesso materiale drenante ed ecologico utilizzato per le ciclabili di via Torino e via Forte Marghera, inaugurate a fine giugno 2020, in accordo naturalmente con la Sovrintendenza Archeologica e Belle Arti. Facciamo un parcheggio tranquillo, un po' di drenaggio del terreno, un po' di illuminazione, si fa anche a pagamento di €1, parcheggio per 24 ore e salvaguardia i lavoratori che vanno a lavorare a Venezia. E qui sta il punto: perché si dovrebbe realizzare un nuovo parcheggio qui alla fine del viale San Marco direzione Venezia quando se ne sta già realizzando uno ecosostenibile da 270 posti nella parallela via Forte Marghera, cioè nell'area in prossimità di Forte Marghera? Per liberare abitazioni e attività commerciali, specie del quartiere Retuso, sempre qui al villaggio San Marco, dall'intasamento del parcheggio selvaggio di auto e mezzi lasciati per lunghe ore, se non addirittura giorni, da chi deve prendere il tram per andare a lavorare a Venezia o niente meno dai tanti turisti che piuttosto che pagare un parcheggio in piazzale Roma preferiscono, indifferenti, sottrarre lo stallo a residenti e clienti dei negozi, come quello dell'artigiano Roberto. Io amo la gente di buona volontà che lavora, che sacrifica per la famiglia, ma se ne guadagna al posto per lavorare, come fai a lavorare? Secondo me. A Chioggia adesso con il sindaco Mauro Armelao per fare il punto sui progetti legati al PNRR. Chioggia attende da Roma lo sblocco di un importante finanziamento a sostegno dell'agricoltura. Il sindaco della città clodiense, Mauro Armelao, annuncia. Il primo obiettivo innanzitutto è quello di partire con i lavori del Ponte delle Trezze che la frazione di Valli aspetta da tantissimi anni. Poi portare a casa il finanziamento romano dal Ministero dell'Agricoltura, 6,5 milioni di euro che mancano per poter partire con l'infrastruttura. Diciamo che parliamo dello sbarramento del Cuneo Salino, molto importante sul fiume Brenta, molto importante per difendere la nostra agricoltura. E seconda cosa, parlare di Romea, di messa in sicurezza della Romea e poi della linea ferroviaria di collegamento almeno con la città di Padova. Quest'estate intanto ci saranno molti eventi e la stagione crocieristica è già partita a gonfie vele. È una stagione importantissima, è la stagione turistica. Appuntamento, quello più importante sarà quello del 2 giugno, ecco che apriamo anche la stagione turistica con il concerto dedicato alla Festa della Repubblica. Poi a luglio avremo la Sagra del Pesce, che è quella che dura ormai da 80 anni, storica. La partenza è stata straordinaria questa stagione, l'anno scorso pensiamo ci sono state 13 toccate importanti, quest'anno sono 35, quindi più che raddoppiate. Siamo partiti molto bene, i turisti arrivano, scendono, visitano la nostra città, acquistano in città, mangiano in città, consumano in città, quindi per noi è un valore aggiunto, un nuovo tipo di turismo importante, un turismo anche di lusso, perché le crociere che arrivano a Chioggia sono considerate turismo di lusso, quindi passeggeri con una buona capacità di spesa nella nostra città e ovviamente questo crea un indotto che crea sicuramente nuova occupazione, per questo ovviamente ci stiamo lavorando. Non poteva mancare una battuta finale. Quando viene definita Chioggia, non dicono che Chioggia è la piccola Venezia, io dico sempre che è Venezia ad essere la grande Chioggia. La sanità e case di riposo sempre più richieste ma sempre più costose. L'assistenza domiciliare degli anziani autosufficienti potrebbe rappresentare una soluzione ottimale, secondo il presidente regionale di Uripa, Roberto Volpe. Sentiamolo. Noi 10 anni fa siamo stati i primi a pretendere che le istituzioni scrivessero nelle leggi che nelle strutture per anziani devono entrare gli anziani non assistibili a domicilio. Quindi siamo i primi che chiediamo che l'anziano finché può rimanga a casa. E quindi ben vengano tutte quelle politiche, quelle forme di finanziamento, qualunque cosa che possa permettere all'anziano di rimanere a casa il più possibile fino all'ultimo giorno. Liste di attesa chilometriche, carenza di infermieri, i costi delle rette saliti alle stelle sono solo alcuni degli elementi che riportano la questione dell'assistenza agli anziani in primo piano. Scegliere per le persone autosufficienti un'assistenza domiciliare potrebbe rivelarsi una scelta ottimale con un minimo di accortezze. È adattando i bagni, è adattando qualche locale. Guardi, noi qualche volta quando vengono anche
di familiari degli anziani che magari hanno il primo approccio a conoscere, diamo anche noi dei consigli come strutture, diciamo togliete i tappeti, togliete le cose in cui l'anziano può inciampare, perché è l'atto avverso che spesso causa una condizione di autosufficienza. Iniziare un rapporto graduale prima di un eventuale ingresso in una casa di riposo potrebbe essere l'inizio di un percorso meno traumatico. Noi lo diciamo da anni, ci piacerebbe anche come strutture andare a casa di questi anziani. Voi immaginatevi l'approccio con una struttura, con persone nuove che non hai mai visto, rispetto all'approccio con una struttura che magari conosci perché il suo personale, vuoi la stessa divisa, lo stesso modo di fare, l'hai avuto nel corso dell'evoluzione della tua vita. Sono ragionamenti troppo semplici per un sistema di politica troppo complesso. La politica nazionale latita sul versante normativo, ma sono gli amministratori locali che potrebbero spingere le azioni di governo. Oggi noi dobbiamo proprio ripartire dai sindaci, perché quell'altro tipo di politica è lontana. I nostri anziani sono i loro cittadini, quindi io credo che oggi devono essere veramente i sindaci che devono avere, vorrei dire si dovrebbero ribellare a questa situazione, perché diventerà un problema anche per loro. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo con voi. Rieccoci allora con il telegiornale di Venezia. Anche quest'anno torna Bimbi in Bici, la giornata dedicata alla bicicletta e alla mobilità sostenibile per grandi e piccini, promossa da FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Questa è la 23esima edizione, in programma sabato 13 maggio, che culminerà in un momento di festa al Parco Albanese di Mestre, in piazzale Divisione Acqui, dalle 15.30 alle 17.30. Sono diversi gli itinerari programmati, con partenza da ben 11 punti della città e destinazione, come dicevamo, Parco Albanese. Il gruppo più numeroso di partecipanti, conteggiati al momento della partenza, riceverà un premio, come pure la scuola che porterà il maggior numero di alunni. E intanto a Venezia, con il ritorno dei turisti, sono tornate anche le paperelle. Per residenti e commercianti sono ormai entrate nel patrimonio UNESCO della città e della laguna. Abbiamo seguito una giornata tipo delle piccole anatre. Questa scena si ripete con cadenza regolare quasi tutti i giorni. Con il ritorno dei turisti sono tornate anche loro, le anatre. Venezia, zona Tre Ponti. Lui, Roberto, noto fiorista della città, dà loro udienza oramai da tempo. Amorevolmente le accudisce e si prende cura di loro, al pari dei suoi coloratissimi fiori, dando acqua e cibo. E le paperelle di rimando sono così abituate a lui che mangiano addirittura senza paura direttamente dalle sue mani. E quando Roberto si distrae e non dà loro retta, anche per via dei clienti, le piccole anatre impertinenti e fiere sfacciatamente entrano dentro il negozio, reclamando con impazienza i diritti oramai acquisiti. Non sono capace di farne a meno. Guarda che belle che sono. Ma sono più educate le paperelle o i turisti? Ma penso le paperelle. Secondo me sono più delicate loro e anche sono molto più intelligenti. Ironia a parte, vero è che i veneziani le considerano parte integrante della città con la sua laguna, patrimonio UNESCO, e qui a Venezia residenti e artigiani fanno a gara per prendersene cura. Addirittura mangiano dalle tue mani? Sì, ormai si sono affezionate. Loro vengono sempre qua perché ormai sanno che hanno acqua, che hanno pane, che hanno tutto. Nei macro obiettivi della transizione ecologica, con i suoi 17 punti dell'Agenda 2030 dell'ONU, forse Roberto non lo sa, ma rientra anche il suo micromondo, una linea d'azione che riguarda e coinvolge tutti i componenti della società, che mai più di ora ha bisogno di essere nutrita di grande amore, dolcezza e sensibilità. Davvero bella questa storia delle paperelle, delle piccole anatre che vengono addomesticate. Adesso il cinema e il docufilm del regista Gianfranco Rosi, che racconta i viaggi apostolici di Papa Francesco. Presentato al Lido lo scorso settembre alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film In viaggio di Gianfranco Rosi, dopo l'uscita nelle sale,
è arrivato direttamente a casa del pubblico, sul piccolo schermo. Si tratta di un racconto dei viaggi apostolici di Papa Bergoglio. Così al Lido il regista, Leone d'Oro a Venezia nel 2013 con Sacro Gra, aveva pregato sul red carpet del suo film ad Antena 3, film voluto al festival fuori concorso dal direttore Alberto Barbera. La scommessa e la sfida di questo film era trasformare centinaia e centinaia di ore di materiale d'archivio in un film girato con l'idea di essere materiale di reportage, di dirette televisive, quindi trasformare questo materiale, questa testimonianza che segue il Papa in un film che avesse un linguaggio narrativo di cinema. Nel film emerge anzitutto il ritratto dell'uomo. È la prima volta che lavoro con materiale d'archivio, quindi questo film non nasce da un incontro, ma nasce da un desiderio di fare un film, un ritratto di un uomo. Per me era importante questo. E quello che rimane sono gli incontri che ho avuto attraverso queste scoperte, guardando centinaia e centinaia di ore di materiale, quindi selezionando dei momenti, dei frammenti che mi parlassero e con cui avessi degli scambi interiori chiaramente. E quindi il grosso lavoro di questo film è stato proprio nel sintetizzare queste centinaia di ore di materiale in 80 minuti. C'è poi l'attenzione del regista ai particolari. Quando feci vedere per la prima volta delle persone esterne al film che conoscevano più il mondo della Chiesa, erano rimasti sorpresi da come il film era preciso nella scelta di alcuni argomenti, perché io non avevo molta frequentazione con quei temi e quindi è stato un film montato veramente con molto così istinto e cercando di mantenere una distanza e non giudizio. Quindi la domanda è: possibile fare un film su uno dei più grandi leader religiosi al mondo che mantenesse un non giudizio e anche non essere un film teologico e soprattutto non essere un film ideologico? Questa è stata la sfida del film. È tutto allora per questa edizione, vi lascio al meteo, ancora buon primo maggio a tutti. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase piovosa a causa della perturbazione in transito sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 maggio. Sul Veneto il fronte si sposta verso i Balcani. Il tempo risulterà ancora perturbato, con piogge piuttosto diffuse in mattinata, più sparse nel pomeriggio e a seguire tempo in miglioramento. Temperature in lieve calo, minime tra 8 ed 11 gradi, massime tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà una spiccata variabilità con precipitazioni ovunque, via via in diradamento entro la notte. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17 e 19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno le nubi con dei rovesci, possibili schiarite nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.